Prima edizione di Sardinian Day, manifestazione voluta da Taste of Sardinia. Buonasera e benvenuti a questo laboratorio che vedrà coinvolto Michele Cherchi, a cui fare un grandissimo applauso. Buonasera a tutti. Allora, Michele Cherchi, faccio un piccolo recap su quello che ha fatto nella sua vita. Allora, nel 97 apre insieme ai fratelli la prima bottega, in quel di Monserrato, 1997. Nel lontano 1997, e da subito iniziano a fare un lavoro di ricerca, da quel lontano 97. Sì. Successivamente ne aprono un'altra a Salargius. A Salargius nel 2003, poi abbiamo aperto... Poi avete aperto al mercato di San Benedetto. Mercato San Benedetto nel 2015. Fino ad aprire l'ultimo progetto, il penultimo progetto, che è Salsamenteria. Sì. Penso che molti di voi la conoscano. Per poi aprire l'ultimissimo progetto, che sono Cherchi al Poetto, dove lavora la sorella in cucina, bravissima. Sono Riccia. 4 fratelli. Sono 4 fratelli, quindi si dividono, diciamo, le attività se le dividono per quello. Esatto. E diciamo, il vostro lavoro è stato in tutto questo tempo quello sostanzialmente di ricerca. Sì. Ricerca dell'eccellenza, visto che la maggior parte di voi conoscono Salsamenteria, per chi non lo conoscesse adesso vi spiego, è una bottega con cucina. È una bottega con cucina, un locale anche un po' polifunzionale, perché all'interno c'è anche la macelleria, c'è il banco di salumi, c'è un banco di formaggi che fa invidia a tanti locali anche in Francia. E niente, la maggior parte dei prodotti che si trovano da loro sono tutti prodotti di nicchia, o comunque sia neanche nicchia, proprio sono eccellenze che sono state selezionate nel tempo da Michele e dai fratelli, e ci danno la possibilità a noi qua a Cagliari, e non solo, di provare e quindi di farci un'idea anche di quello che viene prodotto in giro per il mondo, sia sui prodotti caseari che tanto altro. Esatto. Quindi Michele, dici oggi cosa andremo a fare in questo laboratorio? Allora, buonasera a tutti. Grazie a Manolo per la splendida presentazione. Io personalmente all'interno della famiglia mi sono specializzato, mi sono appassionato al mondo caseario, quindi ho iniziato da autodidatta ad approcciarmi a questo settore, ho iniziato a studiare sui libri che erano disponibili, ho iniziato a fare corsi per quello che... Anzi, ho organizzato io stesso i corsi da degustatore per poter poi accedervi. Ho frequentato le varie, visto che qua c'è qualche esponente di Slow Food, ho frequentato le varie fiere Slow Food che per me sono state fondamentali per la mia formazione, che sono il CIS, che si tiene ogni 2 anni a Bra, e il Salone del Gusto a Torino. Per cui sono riuscito a sviluppare questa passione proprio grazie a questi mezzi. Stasera faremo un piccolo percorso, un piccolo tour in giro per la Sardegna, descrivendo magari varie produzioni, dando i dettami tecnici o comunque territoriali, per poi finire con taglio e servizio, come lo chiamo sempre io, quindi 2 nozioni su come approcciarsi al formaggio dal punto di vista proprio del taglio, primo con gli strumenti, poi temperature, modalità di degustazione e quant'altro. Anche perché ricordiamoci che i formaggi comunque si vanno tagliati in determinati modi, con determinati e vanno coltelli, serviti in determinate temperature, perché la maggior parte della gente taglia il formaggio come se fosse pietra, cioè proprio no, ma senza soprattutto senso. Spesso e volentieri l'errore che si fa per questioni di tempo, capisco benissimo, si tira fuori il formaggio dal frigo e si mangia. Questo è uno degli errori peggiori che si possono fare nei nostri confronti in primis e poi nei confronti del prodotto che andiamo a degustare. Ma questo su tutto. Su tutti i prodotti che hanno una buona struttura aromatica è veramente un peccato mortale tirar fuori la roba dal frigo e mangiarla. Ecco perché poi diciamo sempre, cambia il sapore. No, non cambia il sapore. E semplicemente stiamo sbagliando noi il metodo di utilizzo. Anche perché poi... Quindi daremo un paio di istruzioni per l'uso per quanto riguarda i formaggi, ma valgono per tutti i prodotti che hanno una struttura aromatica importante, che possono essere dei cibi, come possono essere dei salumi e vini stessi. Immaginate un vino rosso
a temperatura di frigorifero, a 4 gradi, cosa ne viene fuori? Cosa sentiamo? Sentiamo semplicemente sostanzialmente l'alcol. Il freddo comunque No, sì, però il freddo comunque ammazza molte... No, conserva da un certo Conserva punto di vista viene incontro, perché comunque ci dà la possibilità di conservare gli alimenti, Però le ma dall'altro note aromatiche vengono semplicemente variate. evidenziate le durezze, quindi sapidità, e quindi il prosciutto è salato, il formaggio è salato, l'acidità viene messa in evidenza e quant'altro. Esatto. Quindi queste sono nozioni che andremo a vedere oggi, invece che... Allora, formaggi qua abbiamo tre esponenti del mondo caseario sardo, che è un mondo veramente sconfinato. Noi in giro, purtroppo, ho fatto, nella mia esperienza, sono riuscito a fare anche tutta una serie di eventi fuori dalla Sardegna, e mi sono reso conto spesso e volentieri che quello che viene fuori dalle nostre produzioni è ben poco rispetto a quello che noi effettivamente facciamo. Per cui siamo conosciuti in Italia, come in Europa e nel mondo, per un solo formaggio, il pecorino. Secondo loro noi facciamo un solo formaggio, il pecorino. E allora io, quando vado in giro per l'Italia, porto sempre appresso tutte le tipologie dei latti che utilizziamo, quindi capra, mucca e pecora, appunto, e varie tecnologie di lavorazione, come può essere il casizolo, che è di fatto è una pasta filata caciocavallo nel sud Italia. Qua abbiamo un formaggio rarissimo che ha un solo produttore, che è la Fresa di Itiri, siamo nel Nord Sardegna, e poi il nostro esponente principale, che è il formaggio che si è sempre fatto alla notte dei tempi, che è il fiore sardo DOP. Beh, diciamo comunque sia, tutto ciò è nato sempre per il discorso del sardo, visto come pastore, quindi comunque sia il pastore, il formaggio per eccellenza del pastore era il pecorino. Era il pecorino. Però è anche vero che in tutti questi anni c'è stata fortunatamente un'evoluzione. Assolutamente sì. Noi tradizionalmente abbiamo prodotto anche altre tipologie di formaggio e abbiamo sempre allevato anche altre tipologie di animali. Assolutamente sì. Diciamo, la capra fa sempre parte del nostro patrimonio, sviluppato in una zona specifica della Sardegna, che è quella dell'Ogliastra, ma poi diffusa. Però lì magari anche se la diffusione al di fuori della Sardegna... Lì è una questione territoriale, proprio una questione geografica, visto anche la morfologia territoriale della zona. Ovviamente le pecore non potevano pascolare, ci potevano pascolare solo e esclusivamente le capre. Idem con patate, abbiamo delle zone vocate per la produzione dei formaggi, che è appunto la zona della provincia di Nuoro, e poi da lì ovviamente c'è stata la diffusione in maniera capillare delle produzioni, grazie anche alla pratica che ormai è in disuso, che è quella della transumanza. Quindi lo spostamento delle greggi in zone leggermente da zone più fredde a zone più calde. Questo avveniva durante l'inverno. Sì, anche perché poi i periodi durante l'anno danno diverse tipologie di formaggi in diverse zone della Sardegna. Perché tieni zone calde, zone fredde, dove stagionare, cosa mangiare. Assolutamente sì, tenete presente una cosa, che comunque la produzione stagionale, soprattutto del latte di pecora, è legata ancora al ciclo di lattazione degli animali stessi. Quindi abbiamo una produzione limitata nell'arco dell'anno, che va solitamente da fine anno sino ai primi caldi di maggio-giugno. Ovviamente. Per quanto riguarda la pecora. La capra abbiamo un tempo ancora più limitato. Sulla mucca si è riuscito un attimino a sfalsare quelli che sono i parti e quindi avere un ciclo di lattazione costante e continuo. Avere latte sempre tutto l'anno. Ovviamente il latte invernale sarà completamente diverso rispetto a quello estivo. Da che cosa si differenzia? Dal pascolo, semplicemente dal pascolo. Il fatto che comunque d'inverno noi abbiamo un pascolo freschissimo e ricchissimo sino a maggio, e invece d'estate abbiamo un pascolo secco, quindi cambiano completamente sia la struttura dei formaggi, ma soprattutto la parte aromatica. Altra cosa fondamentale, ci sono ancora dei produttori, grazie al cielo, che seguono la stagionalità anche delle mucche. Io personalmente adesso sono sprovvisto di casizolu perché il mio produttore produce solo per 3-4 mesi all'anno, solo il latte di sardo modicana e solo il latte da pascolo. Che è questo? Esatto, questo è un latte da pascolo. Cosa ce lo dice? Il colore. Il colore del formaggio. Avete visto che è un giallo paglierino. Io faccio sempre l'esempio di uno dei formaggi
commercialmente presenti in maniera massiccia nei supermercati, che è il dolce sardo, che notoriamente ha una colorazione Bianca. Perché? Dicelo, perché? Perché Facci le sognare. mucche sicuramente non hanno mai visto un filo d'erba. Perché la mucca metabolizza la parte dei carotenoidi presenti nell'erba e di conseguenza li trasferisce al latte e di conseguenza li trasferisce al formaggio, dando appunto questa colorazione giallo paglierino carico. Nei formaggi più stagionati o comunque quando abbiamo pascolo ancora più fresco, più variegato, questo giallo si fa ancora più intenso. Formaggi d'alpeggio nel nord Italia sono un esempio, sono tutti con una colorazione bella gialla sparata e cambia anche la struttura del formaggio stesso, quindi una struttura molto più fondente, molto più scioglievole. Paradossalmente quei grassi sono quasi molto affini a dei grassi vegetali più che ai grassi animali. Non sto sparando a zero, ma è una cosa certificata, conclamata. Quello che dicevo io prima, quando c'era Pierluigi che stava facendo la ricetta, dicevo proprio quello, che il formaggio comunque sia uno di quei prodotti che noi mangiamo, quello che le bestie mangiano. Assolutamente sì, ma tutto il cibo è semplicemente, perlomeno un cibo derivante da prodotti animali, sono ciò che l'animale ha mangiato, quindi ovviamente se l'animale ha mangiato male avremo un latte di qualità scarsa e di conseguenza un formaggio. Il pastore interpreta semplicemente quello che è la materia prima che si trova davanti. Non è un mago, quindi non fa alchimie, semplicemente interpreta quello che ha davanti. Se ha una buona materia prima farà un gran formaggio, se tecnicamente ovviamente rispetta tutti i passaggi. Se abbiamo una materia prima scarsa non faremo mai un grandissimo formaggio. Faccio un altro esempio. Sarà buono, non lo metto in dubbio, ma mancheranno alcune caratteristiche. Cambia sicuramente qualche caratteristica organolettica, sia anche a livello... Chiudo sul discorso colori. Questi due formaggi, essendo di pecora, la pecora non metabolizza il beta-carotene e di conseguenza avranno una colorazione completamente scarica. Sono altri elementi che danno il colore al formaggio di pecora, mentre quello di capra e di bufala proprio non vengono metabolizzati e di conseguenza hanno questa colorazione sempre bianco-perlacea. Volevo fare un aneddoto. Una volta siamo andati insieme a mangiare in un posto dove c'era questo burro, era un posto dove facevano il burro. Loro sponsorizzavano il burro questo burro sui social, giallo, arancione. Giallo, quasi arancione. Siamo arrivati noi, il burro era bianco. Però giustamente ci hanno c'era una spiegazione, eravamo alla fine della stagione dell'alpeggio, quindi gli animali portati più a valle si alimentavano principalmente a fieno. Quindi comunque sia la parte del colore che dicevamo prima del giallo paglierino mancava. Cambiava anche la consistenza. Un ottimo burro, ma visivamente e anche a livello strutturale era meno grasso, meno impattante. Da nord a sud la geografia dei formaggi è veramente sterminata. Ogni paese, ogni subregione, a me piace parlare di subregioni, ha la sua produzione tipica. Ne possiamo citare un paio, qua siamo nel Sassarese con la fresa di Itri, abbiamo l'Anglona col pecorino di Osilo, abbiamo il Logudoro con, non so se lo conoscete, la Greviera di Ozieri, che anche lì pochissimi produttori, anche lì formaggio di latte vaccino, è una PAT, quindi parlando di denominazioni, prodotto agroalimentare tradizionale, ciò significa che quel prodotto è presente all'interno del territorio da più di 25 anni. Poi scendiamo nella zona dell'Ogliastra con i vari caprini, quindi il biancospino, il Bonassai, sono altre produzioni introdotte negli anni 80 dall'Istituto Tecnico appunto di Bonassai stesso, che sono delle croste fiorite di capra. Nell'altro versante abbiamo nella Costa Azzurra, Costa Verde, scusa, abbiamo i produttori della pecora nera. Non so se conoscete i ragazzi di Funtanazza, che loro producono solo e esclusivamente con pecore nere, quindi i loro formaggi sono 100% latte di pecora nera. E come si chiama il loro formaggio? Come si chiama il loro formaggio di punta? No, sono pecorino, è un nome di fantasia, sì, hanno dato loro, se non sbaglio Carlotta, forse il nome delle figlie. No, però la particolarità, il caseificio è quello di Funtanazza.
Ok. La particolarità è il fatto che loro utilizzino solo e esclusivamente pecore nere, perché le pecore nere loro ritengono siano quelle più vicine alla pecora tradizionale sarda, che non è quella che conosciamo adesso, è razza sarda, ma la vera pecora sarda è quasi un muflone, diciamo, come rusticità, una pecora molto rustica, con una produttività molto bassa. Eravamo arrivati alla Costa Verde. Costa Verde, poi andiamo al centro, sempre in quella fascia lì abbiamo tutta una serie di nuovi produttori che stanno affacciando al panorama caseario. Ecco, questa era una domanda che ti volevo fare. Visto che tu comunque sia sei in questo mondo, oltre per passione, ormai per lavoro, eccetera, come si sta evolvendo un po' il discorso del produttori barra affinatori? Cioè, come si sta evolvendo? L'affinatore ancora non è una... non è una come produttore, l'affinatore, allora, per intenderci, è colui che prende il formaggio in età giovane e lo porta a uno stadio di maturazione ottimale. Quindi è una figura diversa dal produttore, che però qua in Sardegna ancora non si è sviluppata. Buona sapersi. per motivi sia, diciamo, climatici, perché noi abbiamo tanto caldo, quindi abbiamo bisogno di locali adatti per fare questo tipo di lavoro, e anche culturali. Dal solito noi il formaggio si produce, si vende, si mangia. E invece questo movimento di produttori, di piccoli Abbiamo produttori? tutta una serie di piccoli produttori sparsi in giro per la Sardegna, che spesso e volentieri non sono neanche, diciamo, di famiglia, ma qualcuno si sta affacciando per passione al mondo caseario, che stanno producendo tutta una serie di formaggi con tecnologie di lavorazione non propriamente tipiche nostre locali. Che potrebbe essere una buona... Quindi uno sguardo non solo alla penisola, ma soprattutto anche all'Oltralpe, quindi alla Francia, con croste fiorite, quindi formaggi tipo camembert, croste lavate, cose che ci tipo piacciono, insomma. La fontina, sì, applicate al latte, prevalentemente al latte di pecora. Sì, anche perché comunque il nostro latte è E il latte eccezionale. di capra. Il nostro Quindi, latte è fenomenale, non è quindi eccezionale. Comunque Ho fatto degustazioni comparative con pecorini toscani, marchigiani, dove la maggior parte dei produttori erano produttori di origine sarda, e i nostri formaggi sono una spanna sopra gli altri. È la qualità e la varietà del pascolo. Noi a livello territoriale siamo quasi paragonabili a un continente per le varietà proprio che abbiamo. A me viene in mente sempre Burcei, paese di pastore e paese di produzione casearia. Da Burcei tu vedi il mare. Sì, è vero. Cioè, difficilmente in altre regioni riesci a fare una roba del genere. Cioè, dall'entroterra dove tu vai a far pascolare i tuoi animali, vai a produrre e sei in montagna, perché Burcei sistematicamente ogni anno nevica, ma da lì riesci a vedere il mare. Quindi a una manciata di minuti sei in riva al mare. Troviamo anche dei caseifici vicino al mare. C'è un caseificio a Costa Rei, si chiama, adesso non me lo ricordo, vabbè. Ci fidiamo. Che lavora oltretutto in biologico, Giorgio De Murtas, mi ricordo il produttore, Castiadas, e loro sono Piscina Rei, località Piscina Rei, loro sono proprio davanti al mare, loro sono originari di Villa Grande. Questo è uno di quegli esempi di aziende trasferite in zona pianeggiante date dalla transumanza. Non si è fatto più la transumanza da Villa Grande a Costa Rei, ma si è stabilizzati dove, tra virgolette, la temperatura erano un po' più miti tutto l'anno. Ida Compattato, il produttore del fiore sardo, originario di Gavoi, ma si è trasferito a Fordongianus perché comunque lì aveva, tra virgolette, una costanza a livello climatico che gli poteva garantire una produzione ottimale durante tutto l'anno e la possibilità comunque di ottimizzare tutta una serie di processi un po' più difficili da gestire. Senti, questi piccoli produttori che ci dicevi che stanno iniziando a sperimentare, eccetera, possiamo trovarli da te? Allora, io piccoli produttori no, in questo momento no, o perlomeno non tutti, perché sarebbe impossibile. Io ho chiesto una cosa fondamentale a loro, di fare un'associazione,
di giovani produttori. Allora sì, mi posso far portavoce a livello commerciale delle loro produzioni, però ho bisogno di un passo in avanti devono farlo anche e loro. un cambio di mentalità anche da parte loro, Che è perché importante. una delle cose che ci contraddistingue è che ognuno sta sempre per i fatti loro e non hanno ancora capito che uno vale L'unione fa uno la forza. e invece associandosi e cercando di fare un qualcosa di costruttivo per tutti Certo. si riesce a fare qualcosa veramente e si riesce a far cambiare anche quella che è l'idea che la Sardegna venga identificata solo in un formaggio. Certo. Sono tutti piccoli produttori, tutti talentuosi e tutti molto appassionati e molto competenti, quindi questo ci fa ben sperare per il futuro. Penso che tu abbia acceso la curiosità un po' di tutti, la mia specialmente, quindi sono curioso. Beh, direi tanto di fare un applauso a Michele per le nozioni che ci ha dato in tutto questo. E poi direi di iniziare con. Io inizierei con il taglio e poi ovviamente facciamo il L'assaggio. servizio e l'assaggio, facciamo una piccola Però il degustazione. taglio secondo me può essere interessante un po' per tutti. Qua sul tavolo, non so se si vedono, Sì. sì. Ti vedono dall'alto. Ho un esempio di 4-5 coltelli che ho portato appresso, ce ne sono molti altri perché mancano alcune tipologie di coltello. Voi direte, perché 5 coltelli? Perché ogni formaggio, in funzione della struttura, ha il suo coltello di utilizzo. Quindi partiamo da questi coltelli per le paste molli e paste untuose, che sono dei coltelli molto sottili e anche con presenza di questi interstizi all'interno della lama. Questo si fa in modo tale che non si attacchi. Esatto, per far sì che il formaggio non si attacchi al coltello, alla lama, e quindi siano degli sprechi. Questi vengono usati per le paste molli, come può essere il Casizolo. Okay, quindi comunque sia molli ma non. Molli, ma non diciamo morbidissime come può essere con questo. Questo con le paste dure e semidure, e questo è per la goccia, la classica goccia, si può utilizzare per le paste dure. Quindi paste secche. Paste secche, può essere parmigiano, non sono secche, come può ma. essere il fiore sardo che va scagliato, tutto ciò che va scagliato. Ok. E l'Opinel? L'Opinel si usa... Io lo porto sempre perché è un coltello utilissimo. È polivalente. È polivalente, sia per le imperfezioni, per correggere qualche taglio, per gli assaggi. La banda va bene anche quella, solo che io non ce l'ho in questo momento. Questo è l'Opinel del Nonaf, quindi ci sta tutta, assolutamente sì. Bene, proseguiamo, iniziamo col taglio. Allora, Casizolo. Allora, di solito si procede, a noi ci pestavano le mani, e presumo anche voi pestate le mani ai vostri figli, subito la testa. Prima cosa che andava via è la testa. Tutti vogliono la testa. È come il culetto del pane. Perché la testa era quella parte più sapida, più saporita, essendo più piccola, era quella, esatto, c'è la concentrazione del gusto, quindi ovviamente era come il tappo della rosetta, no? Sì, esatto. Oppure Mio fratello mangiava 10 rosette e 10 senza tappo, avevamo. E lui si mangiava tutto. Un'altra cosa fondamentale, questa è una premessa che faccio, le stagionature di questi formaggi sono state progettate a monte, cioè nel senso che prima Pierluigi parlava di Casizolo stagionati. Sì. Non tutto si può stagionare. Quello che va stagionato va progettato a monte, quindi tecnologicamente parlando bisogna fare dei passaggi per poi ottenere un formaggio da stagionare. Faccio un banale esempio. Ritorniamo al dolce sardo, che ha una forma, cito quello perché lo conosciamo tutti, che ha una forma piccolissima, da 1,5 kg, 2 penso, e un parmigiano reggiano. Ovviamente non tutti e due hanno lo stesso potenziale di invecchiamento, ma non perché uno è più piccolo o più grande. Quello è uno dei motivi, ma perché tecnologicamente parlando sono stati fatti dei passaggi per far sì che il formaggio parmigiano reggiano potesse arrivare a 24, 36, 48, 72 mesi di stagionatura, cosa che invece non è stato fatto per il dolce sardo, che è un formaggio da pronto utilizzo, di conseguenza viene lasciata all'interno del formaggio stesso un'umidità superiore rispetto a quella del parmigiano reggiano. Beh, anche perché se lo lasci con tutta quell'umidità
Escono le muffe comunque sia. Escono le muffe, ma se, lì torniamo all'abilità dell'affinatore, se viene messo in condizioni Certo, anche di di conservazione. Certo. conservazione ottimale, puoi portarlo a uno stadio successivo, ma ti vai a perdere tutta una serie di elementi Ovvio. che sono quelli della freschezza. Non penso che sia stato studiato per fare... Assolutamente, no, però ho visto gente che faceva invecchiare casizzoli così piccoli per 3 anni e poi alla fine avevi un pezzo di sapone. Certo, Ok, letteralmente un pezzo di sapone. ovvio. Però lui era tutto felice. Vabbè. Allora, vabbè, qua manca un pezzo che Pierluigi ha fatto. Lo dividiamo a metà. Prima cosa fondamentale. Adesso qua possiamo procedere in 2 modi. O lo spicchiamo, però lì avere un coltello veramente affilato, oppure io lavoro diversamente. Tiro via la parte inferiore, che poi vado a spicchiare ulteriormente. Domanda, buccia edibile, non edibile? Ma in questo caso è abbastanza pulita, io ho una bella spolveratina con uno scotch sbagnato e la mangio. È la parte perché sai, una delle parti più il buone. discorso dell'edibilità della buccia è sempre un... Meglio servizio a temperatura ambiente del Casizzolo? Tutti i formaggi, il servizio, temperatura ambiente, perlomeno il range su cui dobbiamo tararci è dai 15 ai 20 gradi, perché le nostre papille gustative a quelle temperature riescono a percepire qualsiasi sfumatura aromatica, che è la parte più bella, Certo. più che è importante. quella che va a bilanciare le spigolature, che possono essere appunto l'acidità, l'amarezza, la sapidità, e vanno a esaltare quella che è la parte dolce. Anche perché poi è quello che ti dovresti ritrovare dal naso alla bocca. Esatto, la parte retrofattiva che è la parte più interessante. Se voi vedete io non sto tirando via neanche un pezzo di buccia, ok? Che per noi che lavoriamo nel mondo della ristorazione è fondamentale, perché quelli sono sprechi, perché tu la buccia quando vai a pagare alla cassa la La paghi. e quindi La è paghi, uno di la quegli paghi. elementi che comunque si pagano Però anche la buccia, ripeto, da formaggio a formaggio. da formaggio a formaggio. Bisogna... Io ho fatto la, Io infatti ho il fatto la parmigiano, domanda le sul bucce non le Casizzolo. butto, le gratto e le uso per il brodo. Certo. Le aggiungo nel brodo che va ad arricchire il brodo. Che poi si possono utilizzare in tante preparazioni, ok. Anziché usare il dado uso la buccia del parmigiano, che è sempre un concentrato di glutamato monosodico. Ecco, questo è un buon utilizzo sostanzialmente. Assolutamente sì. Anche la testina poteva essere usata per il brodo, ma Quella si può mangiare. se la bisticciava. Ok, questo è il taglio del Casizzolo. Io non ho tirato via un filo di buccia, non ho fatto tagli strani, ho cercato di interpretare semplicemente quello che era la forma del formaggio. In un formaggio che forma di fatto non ne ha, perché rispetto agli altri che hanno, diciamo, il canestro che va a dare la forma al formaggio, sul Casizzolo invece non ce l'abbiamo. 2 nozioni velocissime sul Casizzolo. Casizzolo, la zona boccata è, io lo chiamo il triangolo d'oro del Montiferru, che sono Bonarcado, da cui arriva questo formaggio, Paolo il Latino e Santo Lussurgiu. È una PAT anche questa, quindi prodotto agroalimentare tradizionale, viene denominato come formaggio delle donne, perché appunto erano le donne preposte alla casificazione. alla casificazione del Casizzolo. Perché? Perché le donne stavano a casa, mentre gli uomini si occupavano del pascolo e quant'altro. Perché questo? Perché nel suo passaggio produttivo, che è quello della filatura, il momento ottimale per fare questo poteva arrivare a qualsiasi ora del giorno e della notte. Adesso non è più così, perché ci sono i piacometri che ci vengono incontro e quindi si riesce a padroneggiare il processo, ma a suo tempo questo non avveniva e quindi si facevano le prove, dalle provature, da cui deriva anche il nome provola, venivano presi pezzi di pasta maturata e venivano fatti filare.
Anche perché, no, giusto perché hai parlato del pH sostanzialmente, perché comunque per far filare la pasta... Per far filare la pasta bisogna modificare il pH della pasta stessa. Okay. Quindi si porta a acidificazione questa pasta, esatto, con consumo di lattosio, quindi è un formaggio anche che ha un basso contenuto di lattosio, se non quasi nullo. Buono per gli intolleranti. E poi si faceva filare. Quindi filatura come le mozzarelle. Si faceva la mozzatura e poi si dava la forma. Cosa curiosa, la testina, prima non c'erano le etichette, venivano modellate in funzione della famiglia. Venivano date delle forme diverse e ogni forma era associata, identificava le famiglie produttrici. Quindi anche questa cosa a me piace da morire. Ascolta, visto che ci siamo, possiamo dare giusto 2 nozioni velocissime, visto che poi andranno a degustare, sul processo proprio di degustazione del formaggio. Sì, ma proprio veloci. Di solito le fasi principali sono 3. Vai. Visiva, olfattiva Così le e possono gustativa. applicare. Quindi ovviamente il formaggio, la prima cosa che si fa, si guarda, si vede se è in condizioni ottimali, se sono difetti o quant'altro. Dopodiché si dovrebbe prendere la fetta con le mani, possibilmente, si spezza sotto il naso, si cerca di sentire tutte quelle che sono le sfumature aromatiche. Si apre proprio sotto il naso. Sotto il naso a livello olfattivo. Dopodiché si passa all'assaggio e si cerca di masticare lentamente e di cercare di spingere verso il palato, di sfregare all'interno della bocca e cercare di percepire tutte le varie sfumature. Ultima cosa, si va a calcolare, tra virgolette, ma questo non ve lo chiedo, il tempo di persistenza all'interno della bocca, nel senso quanto noi lo percepiamo ancora e soprattutto cosa percepiamo ancora, perché certi formaggi evolvono. Quindi si modificano, gli elementi si modificano dando una piacevolezza finale impressionante. Come diceva quel detto, la bocca non è stracca se non sa de vacca, quindi proprio si chiudeva col formaggio e non si mangiava altro e si lasciava spazio a questa goduria. Ottimo. Qua abbiamo una forma un po' più regolare. Fresa di Ittiri, questo è un presidio slow food, cosa fondamentale, è uno dei nuovi presidi slow food. Slow food per il presidio è diciamo un bollino che gli viene affibbiato a quelle produzioni che sono quasi in via di estinzione. E quindi attraverso il progetto dei presidi si cerca di riqualificarli, di rimettere in moto appunto sia la produzione e sia un'attività appunto economica legata alla produzione stessa. In questo caso abbiamo Rosa Canu dell'azienda San Leonardo di Ittiri, che produce ancora la fresa come si produceva tantissimi anni fa. Fresa significa appunto pressatura, quindi un formaggio a pasta pressata. In passato era un formaggio che si faceva di solito a fine lattazione, quando il latte era un po' più scarico di grasso, iniziava a scarseggiare e soprattutto i primi caldi estivi facevano rigonfiare le forme di formaggio stesso. Quindi si tendeva sempre a mettere si metteva all'interno di un canovaccio e poi si mettevano delle presse, quindi delle pietre, a schiacciare e a contenere questo rigonfiamento. Anche per far uscire il siero. Esatto. Ecco perché questa forma schiacciata è compressa. Qua il taglio è un po' più semplice, quindi si va a raggiera. Abbiamo una forma un po' più regolare. Anche in questo caso buccia edibile? In questo caso buccia è quasi assente. Vero, sì, non lo noto. Anche perché grazie a questo processo di pressatura diciamo che la formatura della buccia è quasi inesistente. Sì. Non abbiamo neanche sottocrosta. È praticamente assente. Esatto. E anche qua si cerca. Nel momento in cui tu dovessi fare un maggior numero di fette in funzione dei degustatori, taglierai poi a metà quelle oppure tagli gli spicchi in maniera diversa? No, taglio a metà queste.
Sì, di solito Quindi anche, sostanzialmente- anche questi vengono tagliati a metà, anche perché per una degustazione diciamo, bastano 20 grammi per tipologia. Di lunghezza. Qua in lunghezza, sì, perché si cerca, quando si fa una degustazione si cerca sempre di dare un campione rappresentativo della forma stessa. Ovviamente su forme molto grandi è un po' più complessa la cosa, su forme un po' più piccole si riesce a dare un campione rappresentativo. Anche perché poi osservando la fetta potrebbe avere magari un grado di maturazione differente all'interno, o più correggimi se sbaglio, È magari più correttissimo, secca, perché se tu questo lo dividi a metà hai tutto, hai la parte dal esterna, cuore la parte centrale alla e la crosta. parte superiore. Chiudiamo poi col fiore. Il fiore per me è uno dei formaggi Emblema. emblematici della Sardegna. È il formaggio che si è sempre fatto dalla notte dei tempi qui in Sardegna. Numericamente ovviamente in questo momento è surclassato da un altro formaggio che è una DOP e ahimè non porta il nome della Sardegna, che è il pecorino romano. Ricordatevi che noi abbiamo 3 DOP in Sardegna, che è appunto Fiore Sardo, che è quella diciamo, la principale per quanto mi riguarda, il pecorino sardo DOP, che è o toscanello, perché anche quella è stata un'introduzione successiva, perché noi non intervenivamo a livello termico sulla pasta, quindi noi abbiamo sempre fatto formaggi al latte crudo e a pasta cruda. Il pecorino sardo DOP è a pasta semicotta, Ok. quindi c'è un passaggio intermedio durante il suo ciclo produttivo, è appunto il pecorino romano. Fiore sardo deve il suo nome fondamentalmente a due teorie, 2 aneddoti. Uno è quello che pare che in antichità venisse utilizzato il cagliofiore per la produzione. Ci sono delle testimonianze che ce lo affermano, e soprattutto veniva utilizzato uno degli elementi che molto presenti nelle campagne sarde, che è appunto il cardo mariano, il carciofo selvatico. Lì vengono estratti gli stimi, vengono messi a essiccare, poi vengono messi in infusione, filtrati, e quel liquido funge da coagulante vegetale. Noi abbiamo smesso di utilizzarlo, ma nelle campagne romane c'è ancora il cacciofiore della campagna romana, che viene prodotto appunto solo e esclusivamente con l'utilizzo del cagliofiore. Uno dei migliori che ho mangiato è del signor Pizzalis, appunto cognome tipico romano. Cognome tipico romano. Sergio Pizzalis, personaggione meraviglioso di Bracciano. L'altro invece pare che le pischeddas sono quei contenitori troncoconici in cui viene messo il fiore sardo, la cagliata del fiore sardo, per dare la forma tipica a schiena di mulo. Quindi il fiore sardo è riconoscibile anche da questo, dal fatto che ha questo lo scalzo è appunto l'altezza della forma stessa, ha forma di schiena di mulo. Nella base delle pischeddas venissero incisi dei fiori, e i fiori erano riconducibili alle famiglie produttrici, quindi una delle prime etichette primordiali. Fiore sardo che originariamente si sviluppa nella zona appunto della Barbagia, ma che poi viene prodotto in tutta la Sardegna, appunto grazie alla tradizione della transumanza. Altro passaggio fondamentale a livello tecnologico: il fiore sardo è un unicum in Italia e nel mondo. È un formaggio a pasta dura, ma a pasta cruda. Dal punto di vista tecnologico, tutti i formaggi a pasta dura sono a pasta cotta. Okay. Perché? Perché i formaggi a pasta dura devono avere il minor quantitativo possibile di umidità all'interno della pasta stessa. E questo spesso e volentieri si fa grazie al riscaldamento della cagliata stessa, quindi facendo perdere il maggior quantitativo di umidità. Sul fiore sardo non viene fatto. Perché? Perché qui abbiamo la tradizione, qui abbiamo la manualità dei nostri pastori, che riescono dove nessuno è mai riuscito ad ottenere un risultato del genere.
Ultima cosa fondamentale, il fiore sardo deve essere affumicato. Quindi diffidate da fiore sardo non affumicato. Tradizionalmente il fiore sardo ha l'affumicatura. Naturale, ovviamente. In questo caso abbiamo il legno di lentischio, olivastro e mirto. Perché l'affumicatura? L'affumicatura è semplicemente una serendipity. È data dal fatto che durante il periodo della transumanza, all'interno dei pinnetti, i pastori accendessero il focolare, che era il fulcro dell'attività stessa, certo, anche quello. dove appunto si cucinavano, si riscaldavano e i formaggi venivano messi nella parte alta del pinetto stesso, ad asciugare. Il fumo saliva e in maniera, diciamo, tra virgolette, casuale, affumicava i formaggi. Poi si è scoperto che la fumicatura era anche una forma di conservazione, ma noi fondamentalmente ma anche un deterrente per gli insetti. Ma noi prevalentemente utilizziamo il sale. Fatto sta che è vero. sino a 10-15 anni fa il fiore sardo era quasi un formaggio immangiabile, utilizzato solo, più o meno il processo che ha subito la vernaccia, solo esclusivamente per cucinare. Grazie ai nuovi produttori che hanno nettamente diminuito la porzione di sale all'interno del formaggio stesso, è diventato un grandissimo formaggio da tavola e questo che abbiamo oggi in degustazione è un'espressione delle più alte che abbiamo in Italia. Produttore? Giuseppe Cucusi di Fordangianos. Lui ha vinto tantissimi premi a livello nazionale, sbaragliando anche in concorsi come Crudi d'Italia su 180 formaggi presenti all'interno, tra cui grandi parmigiani, eccetera, eccetera. Lui ha vinto il primo premio assoluto. Ma infatti è uno di quei produttori che riesce anche a lavorare con ristoranti stellati. Esatto. Qua abbiamo è un po' più difficile, diciamo, il taglio, però ci viene incontro la goccia, lo andiamo a incidere. Sì, volevo chiedere, hai parlato appunto di manualità, di tradizione e soprattutto di qualità di questo formaggio, che uno vince tanti premi, ma poi col prezzo come la mettiamo? Perché è sottovalutato, no? Così si dice. No, in questo momento no. In questo momento come prezzo è in linea con i grandi formaggi d'Italia. Allora, al dettaglio siamo intorno ai 40 euro. Sì, ma negli ultimi anni è salito tutto. Negli ultimi anni è salito tutto. Il comparto caseario sta iniziando soprattutto in questi ultimi 2 anni, ha subito degli aumenti stratosferici. Dato dal fatto che innanzitutto sono stati uniformati quelli che erano i prezzi reali in funzione anche dei costi di produzione, che questo è una buona notizia per chi continua a produrre. Però uno degli elementi che ha fatto salire i prezzi è stato il fatto che comunque il pecorino romano in questo momento è uno dei formaggi più richiesti al mondo, c'è tantissima richiesta e quindi è quello che, diciamo, fa da bilanciatore del mercato. Quindi il latte al conferimento viene pagato molto bene, alcuni hanno smesso di produrre e stanno solo conferendo, però di conseguenza anche il resto del mercato si è adeguato. Bellissimo. E qua possiamo poi procedere con l'altro coltello. Ci vuole un po' di manualità. Allora, io inizio a stendere i piatti, così. Oltre alla manualità ci vuole anche la temperatura corretta del formaggio per poter essere poi quanti sono i piatti? Non spaventatevi se il formaggio poi assume, esatto, basta semplicemente interpretare sempre la forma e non mortificare il formaggio.
Guarda, ce ne sono qua a mano. Lì dentro la busta bianca. Ovviamente quando andiamo a degustare il formaggio andremo a mangiare prima quello più delicato, quello più fresco e poi si va a salire di intensità. Un'altra cosa, quando mi chiedono come conservare il formaggio, ecco, il formaggio non si conserva, il formaggio si mangia. Di conseguenza, quando andate a comprare formaggio, andate più volte al giorno, più volte alla settimana, però prendete quello che vi serve e cercate di consumarlo il prima possibile. Tanto in frigorifero non ci fa nulla in frigorifero. Lo so che con i tempi moderni non riusciamo, però sì, adesso li mettiamo. Quelli pronti possono già uscire. Allora, il primo è il casizolu, il secondo è la fresa e il terzo è il fiore sardo. Guarda lì in fondo. Fresa ce ne vuole altre, sì. Avete tutti? Uno solo? Dipende dal tempo che abbiamo. Quindi tu mi Travis. Qui mi manca. Due casizzole tu? Manca uno? No, mi sa che ci sono. Allora, dimmi. Quanti? No, mi sa che ci siamo. Uno, due, tre in fondo. E altri tre e uno con me. Capito, burdo. Allora, visto che il tempo è molto, molto, molto tiranno, ci hanno dato lo sfratto, te lo dico. Diamo almeno, giusto per ogni formaggio, una caratteristica che loro dovrebbero percepire o incontrare. Allora,
Sul Casizolu sicuramente ancora la freschezza, quindi una parte acida, una parte di burrosa, però burro cotto, dovuto anche al fatto che comunque la cagliata viene portata a una temperatura di 80-85 gradi per poter poi essere filata. Quindi queste sono le caratteristiche principali che deve avere questo prodotto. Poi in bocca ovviamente avrà questa struttura fondente perché tenderà proprio a sciogliersi in bocca. Io dico sempre, non dico l'effetto della meringa, ma ci si avvicina quasi a livello strutturale. Mentre invece sulla fresa, a me ogni volta che sento il profumo della fresa mi ricorda la macchia mediterranea. Macchia mediterranea, tantissimo, proprio i profumi, sì, i profumi proprio delle nostre campagne, del corbezzolo, del cisto, questi elementi qui. Poi in bocca lo stesso ha questa struttura croccante dovuta alla pressatura e poi questa scioglievolezza estrema dovuta alla qualità del latte. Le sta azzeccando perché molte volte inventa, No, sto scherzando. Sto scherzando. È un formaggio che ti sorprende, proprio perché per la sua ampiezza, per la sua ricchezza. Abbiamo un solo produttore, è rimasto solo una produttrice, una Rosa Cano, e Dio la tenga in salute ancora a lungo. Ci sono le nipoti che stanno, grazie al cielo, seguendo le sue orme. E poi il fiore invece abbiamo tutta una serie di elementi un po' più evoluti. Quindi dal pascolo fresco passeremo a quello che è il fieno, a elementi che possono avvicinarsi a tutta una serie di processi di invecchiamento del formaggio, la fumicatura che ti accompagna sempre, ma non va a sovrastare quello che è la base casearia, la dolcezza, ha una base ancora acida, quindi ancora un potenziale. Questo è un fiore stato per il produttore giovane. Ok, qua abbiamo quasi un anno di invecchiamento. Lui di solito mette in commercio anche formaggi di quasi 3 anni di invecchiamento con una Complessità, direi. Una complessità, ma anche una giovinezza, una freschezza di profumi e di aromi che io dico, come cavolo fa a ottenere una roba del genere? E la ottiene semplicemente col pascolo. Lui ha 150 ettari di territorio in zona SIC, sia prativo che arbustivo, e le pecore scelgono cosa è meglio per loro. Che dire? Io vi saluto, vi ringrazio. Fare un grandissimo applauso a Michele. Spero di essere stato utile. Vi ringraziamo a tutti. Alla causa. Grazie per aver partecipato e buona serata.